Io in primis che mi approccio a registrare questo video non ero a conoscenza fino a ieri del successo planetario, direi, che ha Amplifon. Devo dire che sono rimasto sorpreso perché è addirittura una delle principali imprese italiane, non me l'aspettavo minimamente. Molti conosceranno Amplifon per le sue pubblicità in televisione, ad esempio. Ce ne sono veramente tantissime e questa società ha speso veramente tantissimi soldi in pubblicità. Si occupano principalmente di apparecchi acustici per aiutare quelle persone che hanno disturbi dell'udito a sentire meglio, la cosiddetta hearing care. Ciò che mi piace di Amplifon è che non si limitano a vendere un solo prodotto, cioè gli apparecchi per l'udito, ma offrono anche tutta una vasta gamma di servizi strettamente correlati al loro prodotto, e cioè, ad esempio, organizzano periodicamente delle visite gratuite dell'udito. Secondo me questo genere di cose è geniale perché porta valore sia per il produttore che per il consumatore. Se ci pensate bene, facendo questa cosa, Amplifon attira dei potenziali clienti che probabilmente spenderanno dei soldi nei loro prodotti. Tuttavia stanno anche facendo un servizio gratuitamente alla comunità. Principalmente ho deciso di parlare di questa specifica impresa perché sono stupito dal fatto che il loro business model non preveda solamente il profitto, non fanno solamente profitti, offrono anche dei servizi che aiutano la comunità e sono oggettivamente utili. Questo a dimostrazione del fatto che, come dico sempre, profitto e aiuto di una fascia di popolazione debole o comunque qualsiasi tipo di pubblica utilità non siano inconciliabili, si può fare profitto facendo del bene. Mi piace pensare che non debba essere unicamente appannaggio di qualche ONG oppure dello Stato offrire servizi alla comunità. Può farlo anche un privato in un contesto competitivo, sul mercato, è stupenda questa cosa. Con questo attenzione, non sto dicendo che tutto ciò che fa Amplifon è bellissimo, attenzione, e non sto neanche dicendo che chi non fa come Amplifon sta sbagliando. Quello che vorrei mettere in evidenza è che esiste la possibilità di creare del valore sia per se stessi, per la propria impresa, che per il consumatore, non sempre a scapito del consumatore. Tra l'altro la storia di questa società ha dell'incredibile. Viene fondata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1950, a Milano, ma non da un italiano. È tutto merito di Charles Holland, quest'uomo qui, un ex ufficiale inglese che si trovava in Italia per combattere il nazifascismo e aiutare la liberazione italiana. Finita la guerra si guardò intorno e vide che c'erano tantissime persone che avevano perso l'udito o avevano problemi di udito proprio a causa della guerra. E l'intento fin da subito, la fondazione di Amplifon, fu aiutare queste persone. A seguito di una serie di scelte imprenditoriali, Amplifon riesce a diventare leader nel settore degli apparecchi acustici in Italia, ma non solo, non si ferma qui. Riesce ad espandersi anche prima in Europa e poi in altre parti del mondo come Canada, India, Australia, eccetera. La crescita che ha avuto Amplifon nel suo particolare settore è stata talmente grande da portarla a detenere l'11% di questo mercato. Questo significa che di tutti quanti gli apparecchi acustici esistenti su questa terra, più di 1 su 10 è di Amplifon. Hanno 11.000 punti vendita sparsi in tutto il mondo e ci lavorano dentro 16.000 persone, sono numeri impressionanti. È quindi con estremo piacere che vi annuncio il ritorno del momento del fatturato. Qui alla mia destra, che è la vostra sinistra, apparirà un riquadro con la classifica. Amplifon si piazza sul secondo gradino del podio con 1,569 miliardi di dollari di fatturato e un utile di 129 milioni. Amplifon è quotata in borsa e nel 2019 rispetto al 2018 ha avuto una crescita vertiginosa, tuttavia il titolo è calato di prezzo. Gli investitori erano convinti che questa impresa sarebbe cresciuta molto di più di quanto in realtà è cresciuta, nonostante sia stata una crescita vertiginosa. E quindi questo porta una piccola conseguenza. Quando c'è un'aspettativa così grande di crescita, tantissime persone comprano le azioni. Il problema principale è che quando tantissime persone acquistano una quantità esagerata di titoli, quel titolo aumenta tanto di valore, ma nel momento in cui le aspettative non vengono soddisfatte, quel titolo si sgonfia, cala tantissimo di prezzo. E quindi questo vi spiega come anche un miglioramento dei dati può portare ad un calo del prezzo, perché se qualcuno l'ha comprato solamente per speculare, quindi vendere quando il titolo sarebbe stato ad un prezzo maggiore, succede che tantissime persone vendono e il prezzo cala. Per quanto riguarda quest'anno, Amplifon stava andando abbastanza bene. All'inizio del 2020, nei primi 2 mesi, aveva fatto una certa crescita. Poi dopo c'è stata la pandemia e quindi il crollo è stato verticale, come per più o meno tutte le imprese,
parte alcune in alcuni ambiti, però adesso si sta leggermente riprendendo, tornando già ai livelli di ottobre dell'anno scorso. A gennaio la società aveva collocato un prestito obbligazionario da restituire in 7 anni di 350 milioni di euro, quindi in questo momento Amplifon ha 350 milioni in più nelle sue casse. Questi soldi potranno essere utilizzati per finanziare progetti importanti. Prima di concludere con la citazione economica, volevo sottolineare che il tasso di interesse di questo prestito è dell'1,125%, che significa che è un tasso bassissimo e questo vi fa rendere conto di quanto sia solida questa impresa. Recessione è quando il tuo vicino perde il posto di lavoro. Depressione è quando lo perdi tu.